Benedica a tutti. Pallone. Sabato 14, mentre giocavo a Pescara dalla Serie B, il giocatore di Livorno, Pier Mario Morosini, sentisi male e cadò in terra, disperatone. L'assistenza non lo poté salvare. L'ambulanza arrivava con un ritardo di 5 minuti perché c'era una macchina della polizia municipale che bloccava la trasutta dello stadio. Lunedì 16 fecero l'autopsia, ma non si riuscirono a stabilire i motivi di sta morte. Morosini aveva 25 anni e la sua storia era sventurata. Perdiò padre e madre quando era picciotteddo e un frate handicappato che si ammazzava. Ci aveva rimasto una sorella pure ida handicappata. La Lega Pallone sospendeva la giornata in tutte le categorie. Palloni. Dalla Serie A, lu martiri 25, lu Catania perdiu a Trieste cu lu Cagliari per 3-0. Lu Mercuri, un Palermo sfortunato, perdiu in casa contro lu Parma, più 1-2. Dalla Lega Pro, magari lu Trapani, che negli ultimi giornati si fece rimontare in a pochi di punti, perdiu per 3-0 a Latina, e dalla classificazione ha vissuto 2 punti che assai di lu Spezia, 4 di lu Lanciano e 6 di lu Siracusa, che vinciu per 3-0 contro lu Prato. Dalla Serie A, sabato 28 aprile, Palermo e Catania giocarono lo derby siciliano, pareggiando a 1. I catanesi patroniarono il primo tempo, segnando con le grottaglie. I rosaniuri pareggiarono all'inizio del secondo, con la rete di Miccoli. A questo punto, lo Palermo si salvò. Lo passato 1 di maio, i palermitani perderono a Napoli per 2-0. Lo giorno 2, lo Catania perdiu con lo Bologna. Dalla Lega Pro, lo Trapani si allontanò dalla promozione alla Serie B. Lo Spezia ha ripigliato i trapanesi che pareggiarono a 1 a Bolzano, con lo Sud Tirol. I liguri sono primi per gli scontri diretti. Lo destino per il primo posto si avvia a decidere in l'ultima giornata, domenica 6 di maio. Lo Siracusa vince 1-0 con lo Lanciano e lo Supragnau dalla classificazione. Si concludiu la stagione regolare della prima divisione della Lega Pro. Dallo girone B, lo Trapani pareggiò 3-3 in casa con l'ultima della classificazione, lo Bassano. Lo Siracusa vinciu 0-1 a Frosinone. Le due squadre siciliane hanno giocato i playoff rispettivamente con la Cremonesi e con la Virtus Lanciano. Palloni, domenica 13 si concludiu lo campionato di Serie A. La Juventus vinciu lo scudetto senza perdere mai una partita. Scennerono la Serie B lo Cesena, lo Novara e lo Lecce. Lo Palermo, perdendo a Genova per 2-0, finì 16°. Lo Catania, che perdiu in casa con l'Udinesi per 2-0, si classificò 11°. Domenica 20 di maio, dallo Stadio Olimpico di Roma, lo Napoli vinciu la sua quarta Coppa Italia, superando la Juventus per 2-0, con i gol segnati di Cavani e di Riguri e di Hamsik in contrapedi, tutti e due realizzati in tallo secondo tempo. Palloni, Serie B. La passata domenica 20, i tifosi della squadra di Torino pottero festeggiare la promozione in Serie A vincendo dentro casa contro lo Modena per 2-0. Pur lo Pescara, dopo 19 anni, ritornò alla massima serie vincendo per 3-1 in casa della Sampdoria. Palloni, playoff della Lega Pro. Nelle semifinali delle playoff, lo Trapani pareggiò nel campo della Cremonesi per 1-1. Nel ritorno basta non perdere per assicurarsi la finale. Per l'altra squadra siciliana, lo Siracusa, che perdiu per 1-0 fuori casa contro lo Virtus Lanciano, arrivare alla finale diventa più difficile, ma non impossibili. Scommessi clandestine in talo pallone. Sta settimana la polizia fece numerose perquisizioni e arresti dentro e fuori d'Italia contro un'organizzazione che, secondo gli investigatori, aveva lo scopo di truccare le partite per le scommesse clandestine. Tra le arrestate ci sono pure giocatori di Serie A, come lo capitano della Lazio Stefano Mauri, mentre sono indagati Domenico Criscito, che per questo non può giocare l'Europeo, Giuseppe Sculli e magari l'allenatore della Juventus, Antonio Conte, con l'Usiena all'epoca dei fatti. Palloni. Dalla Lega Pro, domenica 27, si giocò la tornata delle semifinali per la promozione. Lo Trapani pareggiò per 1-1 con la Cremonesi e si classificò per la finale contro lo Lanciano, che dopo la vittoria di l'Aiuta pareggiò a 2 a Siracusa. I partiti della finale si giocano lo 3 di giugno in Abruzzo e lo 10 a Trapani.
Lo passato Venneri, la nazionale italiana giocava a Zurigo la sua unica amichevole prima degli europei, perdendo malamente con la Russia PC-0. Ma la serata di Maggio e De Santis, principali responsabili della terza disfatta di fila, dopo di chi di Uruguay e Stati Uniti. L'Italia aveva esordire domenica 10 alle ore 6 di Luvespiru a Danzica contro la Spagna, campione in carica d'Europa e di Lumunnu. Lega Pro, domenica 3, nell'aiuta di la finale per la promozione alla Serie B, lo Trapani pareggiava a Lanciano più 1-1. Nella tornata di domenica 10, agli siciliani abbassa lo paraggio. A cominciare le europei di palloni. L'Italia giocava la sua prima partita domenica 10 a Danzica e pareggiava a 1 con la Spagna. Signaru Di Natale per gli azzurri e Fabregas per gli spagnoli. Nell'altra partita di gruppo B, la vittoria di Croazia sopra l'Irlanda per 3-1. Grandi delusioni per lo Trapani, che perdiu in casa per 1-3 contro lo Lanciano. La partita ha cominciato buono per i trapanesi, che segnarono il suo fatto con Gambino dopo un minuto. Allo quarto d'ora, lo Lanciano arrestava magari con 10 giocatori, ma pareggiava e sopraniau li padrona di casa. Per gli abruzzesi è una storica promozione in Serie B, lagrimi per i trapanesi, che patroniarono lo campionato e fragarono l'enorme vantaggio. Europei di pallone. Dopo li paraggi a 1 con Spagna e Croazia, lunedì 18 l'Italia vince con l'Irlanda per 2-0, grazie alle reti di Cassano e Balotelli, e si classificava secondo ante lo suo gruppo, dappresso alla Spagna. In campo lo meglio di tutti fu Balzaretti, giocatore dello Palermo. Gli azzurri hanno a giocare lo quarto di finale domenica 24 a Kiev contro l'Inghilterra. La delusione dello torneo è l'Olanda, che nisciò con 3 sconfitte dopo 3 partite giocate. Domenica a Kiev l'Italia vinciu 4-2 agli Riuri con l'Inghilterra e si classificava per le semifinali. L'azzurri patroniarono la partita, pigliarono 2 voti lo palo, sfriciarono la riti ma non pottero segnare. Dopo i 90 minuti e i tempi supplementari, la classificazione si decidiu agli Riuri. Lo sbaglio di Montolivo paria condannare l'Italia, ma dopo gli inglesi sbagliarono 2 Riuri. Lo primo finiu contro la traversa, lo secondo lo bloccau Buffon. Pregiabili la realizzazione di Pirlo, che fece una cucchiara. Palloni. Dopo la vittoria ante la semifinali con la Germania, domenica 1 di giugnetto a Kiev l'Italia giocava la finale dell'Europeo contro la Spagna. Vinceru gli spagnoli per 4-0 in una partita senza storia. Patroniarono lo gioco apprettando l'azzurro in tutto lo campo e manovranno lo palloni come solo di sanno fare. Sopra l'Italia pisau la mala condizione fisica. In tale primo tempo Chiellini non si sentia buono e casau l'1-0 di Silva, prima di nascere per infortunio. Dalla seconda parte Motta trasiu e dopo 5 minuti nisciu picchi Magariddu si struppiau, lasciando l'Italia con giocatori più picca per mensura, perché si avviano esauruto le 3 sostituzioni. E a così gli spagnoli in tale finali ad Ascialaro. In tali ultimi 4 anni vinceru 2 europei e un mondiali. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo il prossimo Venneri. Salutiamo!